E nel nostro racconto di queste magnifiche fiere di Santa Lucia abbiamo incontrato Terenzio Borga, presidente di Aprolav, nonché fautore di questo splendido concorso Caseos Veneti con tutte le migliori DOP del Veneto in mostra e in concorso. Beh, immagino ci sia ancora il cuore pieno di soddisfazione dall'ultima edizione e già si sta pensando alla prossima. È vero, il pensiero al futuro è già iniziato, è iniziato il giorno che stavamo finendo l'edizione 2019 con nuove idee, con nuove prospettive e con sempre qualche novità. Molto probabilmente riusciremo a fare qualcosa di importante anche nel mese di aprile, perché per valorizzare le PPL non ci saranno solo formaggi, ci saranno proprio quello che viene fatto in Veneto. Ci saranno naturalmente tutte le nostre DOP, dalle quali speriamo di riuscire a fare anche il festival, per cui un'altra manifestazione che dia una risposta al territorio, che dia l'idea di quanto il Veneto sia vicino alle produzioni locali. Quindi piccole produzioni locali, tutte quelle produzioni che gli agricoltori possono fare e proporre, dagli insaccati al miele, insomma alle conserve, alle marmellate, tantissima bontà. E ci lasciamo con un messaggio ai consumatori: guardate su questi splendidi formaggi se c'è una parolina magica, che è DOP. Le DOP sono il 60, il 30% di altri formaggi di pregio danno l'idea di quanto il Veneto sia attento alla qualità. Il messaggio al consumatore deve essere proprio quello, non solamente bontà ma anche sicurezza alimentare, e speriamo che anche il consumatore capisca quanto facciamo noi produttori, quanto fanno i nostri trasformatori, quanto fa anche la politica per dare un'identità diversa alla nostra bellissima regione. Grazie ad Aprolav, a Terenzio Borga, a Caseos Veneti, ed ora andiamo a scoprire se per davvero ai nostri microfoni c'è il presidente di Regione del Veneto, Luca Zaia.